Eccoci all'attacco del sentiero Corbellini, siamo a 5 minuti dal rifugio De Gasperi. Da qua in poi cominciano le attrezzature, quindi è meglio imbragarsi. Cominciamo il percorso che ci porterà al Passo Sera attraverso lo splendido sentiero Corbellini. Come on! Questo è uno dei tratti più impegnativi del Corbellini, la discesa in questo rio e la successiva risalita, una scaletta di 10-15 metri perfettamente attrezzata. Eccoci arrivati al Passo Sera, quella è Malga Sera, il Corbellini praticamente termina qua. Abbiamo circumnavigato tutto il versante sud della catena del Crap e del Rio Bianco ed ora da qui possiamo decidere se scendere verso la conca di Sappada oppure verso la Val Pesarina. Quindi torniamo al De Gasperi per fare il punto della situazione e ci salutiamo. Eccoci rientrati al De Gasperi assieme a Mauro Coronalo. Dunque si scrive Corbellini, si legge sentiero attrezzato realizzato negli anni 30 con un dispendio di energie e forze incredibile per non essere un sentiero a scopo bellico. Sono state utilizzate 2000 mine per realizzare questo collegamento tra la Val Pesarina e il Passo Sera. È un sentiero unico nel suo genere, quindi consiglio a tutti di percorrerlo, come consiglio a tutti di pensare ad un anello di 2 giorni partendo da Sappada, pernottando al rifugio De Gasperi attraverso il sentiero Corbellini e chiudendo l'anello per il Passo Elbel, che è comunque un ambito escursionistico il secondo giorno. Primo giorno sentiero Corbellini, sentiero attrezzato, quindi da percorrersi con l'adeguata attrezzatura. I dislivelli del solo sentiero Corbellini non sono incredibili, si parla di piccole salite, discese nell'ordine dei 100 metri di dislivello. Il tempo di percorrenza stimato dal Passo Sera al rifugio De Gasperi è attorno alle 2 ore, 2 ore e 30, ovviamente in base al proprio allenamento personale. Quindi vi aspetto al De Gasperi assieme a Simone e al nostro staff.
Ciao!